Il suo nome è Gaetano Pucino, il suo mestiere è il liutaio, il suo laboratorio nel cuore di Napoli, la sua finestra sul mondo. Oggi siamo qui per la nostra rubrica Orgoglio Napoletano, Nuova Generazione, per conoscere un giovane artigiano e la sua arte. In questo palazzo visse, operò e morì Raimondo di Sangro, principe di San Severo, letterato, mecenate, inventore della Napoli dei primi lumi, ingegno straordinario, celebre indagatore dei più reconditi misteri della natura. Recita così in alto la targa posta sulla facciata dell'imponente Palazzo Sangro, un tempo residenza dell'omonima casata. Avete visto un capotasto? No, non l'ho visto, non so cos'è. Il capotasto è il pezzo di legno da mettere qua, in modo che sorregge le corde e parte appunto la corda al capotasto, poi al ponticello che è in costruzione, quindi vi accolgo mentre lavoro. Volete sapere, vogliamo sapere tutti un po' chi sono? Sono quello di prima, Gaetano. Chiamo Gaetano e faccio questo lavoro da un po' di anni, da una ventina qua, e niente, ho imparato questo lavoro e io comunque ho messo la colla nel capotasto, non l'ho trovato. Noi non l'abbiamo preso, Eccolo, questo è il capotasto di cui prima, no? Questo pezzo di legno. Quindi in questo momento ti stai occupando di una riparazione? In questo momento sto restaurando un violoncello, in questo caso preciso è di un'organizzazione molto bella a Napoli che si chiama Orchestra dei Quartieri Spagnoli, che è un'orchestrina dove insegnano a questi bambini nei quartieri a suonare i vari strumenti, e questo è uno degli strumenti loro. E niente, dicevo prima, lavoro qua da un po' di anni, ovviamente prima lavoravo altrove, prima ho dovuto imparare questo mestiere. Gaetano nasce musicista, giusto? Sì, no, musicista è una parola grossa. Nasco come tutte le persone che amano la musica, e da solo, così, autodidatta, ho iniziato a suonare qualcosa, tra cui chitarra, e poi facendo questo lavoro anche violino, ma non sono vero e proprio musicista. Ho iniziato, mi piaceva, però appunto ho resomi conto che non era proprio il mio mondo, il mio campo. Ho detto però voglio rimanerci dentro, e ho pensato di imparare a costruirli i violini e non di suonarli. E quindi ho fatto tutta una trafila, tra cui una scuola, prima in centro Italia, una scuola di artigianato proprio per apprendere l'arte della liuteria, che è durata 3 anni. Dopo questi 3 anni mi sono mosso e sono andato a Cremona, quella che è la Mecca dei liutai, dove sappiamo, no? È nato Stradivari, Guarneri, e quindi là c'è un'altra scuola che ho iniziato a fare. Poi mi sono reso conto che era giusto trovare un liutaio, cioè una bottega dove imparare, perché poi questo mestiere è un mestiere che si apprende in bottega. Infatti ne ho l'esperienza che sono passati un sacco di ragazzi da qua a imparare, che adesso chi lavora, chi ha la sua bottega, chi continua. E la bottega è il posto migliore per imparare, non solo in termini didattici, è proprio interessante la bottega perché poi tutti gli allievi continuano a lavorare con lo stile del maestro, per cui la teoria non è solo un congegno, il violino che serve, si fa, si vende, si suona, ma anche un'espressione di un popolo, se vogliamo. È proprio sulla base. Pertanto pure io cerco di costruire degli strumenti musicali con quello che è ancora lo stile che si usava a Napoli nel Settecento. Ovviamente è molto difficile per me perché non c'è più il liutaio del Settecento, c'è stata una rottura nella guerra, e quindi diventa difficile, più difficile, perché devi andare a ricercare gli strumenti, quindi fare le analisi degli strumenti, i volumi degli strumenti, e rifare quel tipo di strumenti. E piano piano
entri in quel tipo di stile, in quel tipo di cultura prima, in quel tipo di stile e continui questa tradizione. E poi con gli allievi nuovi, ecco, la si può, diciamo, riprendere e quindi inizia a camminare poi un po' da sola. Gaetano, qual è la tua clientela? Chi si rivolge a Gaetano Pucino per acquistare gli strumenti? I musicisti. Nel caso, in questo periodo, diciamo questi ultimi anni, sul territorio, quindi quello che è il Teatro San Carlo, gli strumentisti, quello che è il conservatorio, quelli che sono i nuovi licei musicali, quindi tutta questa gente che ha bisogno qua. E anche prima, ovviamente, non è che, magari forse non ero conosciuto qua a Napoli, per cui non è che venivano, cioè il liutaio vado, prima forse hanno sondato per vedere se ne valeva la pena o non valeva la pena controllare, diciamo, il mio lavoro, e quindi precedentemente lavoravo per l'estero anche, ho venduto degli strumenti in Giappone, negli Stati Uniti, e quindi, però sempre nell'ambito dei musicisti, ecco. Gaetano, scusami che ti interrompo, in questo laboratorio regna la pace, molto in contrasto con quello che c'è qui fuori a pochi metri. Infatti noi venendo da fuori abbiamo trovato una strada caotica, affollata. Come vivi questo contrasto? Come riesci ad integrarti? Quasi come se questo laboratorio, che pure ha una finestra sul mondo, come dicevamo prima, riuscisse comunque a tutelarti e a renderti quasi un'aura. Il principe, grazie al principe, vedi, il principe ha costruito da qua, non so se si riesce a vedere i vostri organizzazioni, il muro va da questo punto alla finestra, quindi stiamo parlando di 1, 2, intorno ai 3,20 metri di muro, di conseguenza chiudo la finestra, non sento niente, quindi... Gaetano, abbiamo ascoltato la tua storia e adesso vorremmo ascoltare la tua musica, anche per assicurarci se questi violini suonano veramente. Suono col canelli. Bravissimo, grazie. Grazie. Peccato, non ha cantato, solitamente. Gaetano, la tua storia è testimonianza che di artigianato si può vivere e lo si può fare anche nella propria città. Questo è quanto noi desideravamo trasmettere ai nostri giovani e lo abbiamo fatto iniziando da te con la nostra rubrica Orgoglio Napoletano Nuova Generazione. E vorremmo concludere questo nostro incontro ringraziandoti e aspettiamo le tue parole di incoraggiamento per questi giovani che invece scappano perché non hanno fiducia nelle loro capacità, nella città e in tutto quello. Vabbè, ma dove scappano? Tanto fuori non è che c'è tutto questo mondo, che stiano qua, anzi, e qua c'è spazio, chi vuole imparare vieni, ma adesso in questo momento mio nipote, c'è Sabrina, quindi c'è da fare, anzi c'è tanto da fare, dove vanno? Quindi noi ti ringraziamo e ci lasciamo con queste tue parole di speranza, recitate da te con tanta serenità che ci lasciano veramente sperare che tu ci stia indicando la strada migliore. Grazie da Napoli Flash 24.